Beni, attività economiche e conti correnti bancari per un valore di circa 5 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del GICO di Catanzaro e del nucleo di polizia tributaria di Vibo Valentia al boss dell''ndrangheta Nicola Fiaré, 45 anni, esponente di spicco dell'omonima cosca attiva nel comune di San Gregorio di Pona, nel Vibonese. Fiaré è attualmente imputato di partecipazione ad associazione mafiosa a seguito del suo coinvolgimento nell'ambito dell'operazione Rima, condotta nel 2005 dalla squadra mobile e dalla DDA di Catanzaro. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, che ha accolto la proposta avanzata dal procuratore della Repubblica di Catanzaro Antonio Vincenzo Lombardo al termine di indagini economico-patrimoniali svolte dalla Guardia di Finanza. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire in capo a Fiaré un notevole patrimonio costituito prevalentemente da beni immobili e società detenuti sia direttamente che attraverso prestanome, il cui valore è risultato sproporzionato rispetto alle sue capacità economico-reddituali. Le indagini hanno fatto luce su un complesso intreccio di rapporti commerciali e societari gestito da Fiaré, soprattutto nella città di Roma, dove da qualche tempo aveva stabilito la propria residenza ed il centro principale dei suoi affari. In particolare, oltre a operazioni di compravendita nel settore immobiliare, nel giro di pochi anni Fiaré aveva acquisito nella capitale, attraverso alcune società a lui riconducibili, il controllo di diverse attività commerciali, alcune delle quali cedute nel tempo.